Vogliamo invece cominciare da un evento che si è svolto in provincia di Treviso dal titolo Cambiamo rotta. Ad organizzarlo Acto Italia e Acto Triveneto, che vogliono cambiare rotta per quanto riguarda la cura e la prevenzione del tumore ovarico. Tutto nel servizio. Cambiare rotta non è solo il titolo di un volume, ma un appello rivolto a tutta la società. A pronunciarlo le donne affette da tumore ovarico, una patologia che ogni anno colpisce in Italia circa 6.000 pazienti. La presentazione del libro ha fatto tappa prima in Campania e poi in Veneto. A patrocinare l'iniziativa Acto Italia Alleanza contro il tumore ovarico. Con Acto Triveneto noi appunto cerchiamo di sostenere queste donne molto fragili, mettendo in piedi dei progetti a loro dedicati per una qualità di vita migliore. Intanto una socializzazione tra pazienti, quindi l'essere tutti uguali è una grande risorsa. Poi anche il discorso di sostenerci quando abbiamo delle visite molto importanti, delle TAC, delle risonanze. E per quanto i trattamenti oggi abbraccino un ampio caso di studi, rimane fondamentale su tutte la prevenzione che può favorire una diagnostica di patologia precoce. Certo è che sicuramente negli ultimi anni è ancora in evoluzione l'algoritmo terapeutico per questi pazienti, con la speranza sempre che la ricerca possa continuare per migliorare non solo l'outcome e le sopravvivenze, ma anche la loro qualità di vita. Un'iniziativa dal duplice scopo: innalzare la consapevolezza di che cos'è il tumore ovarico e sensibilizzare le istituzioni per una presa in carico adeguata delle pazienti colpite dalla patologia ovarica. Un volume che vede l'appoggio anche di GSK, società di riferimento per la produzione di farmaci da prescrizione. Il progetto Cambiamo rotta è un viaggio di scoperta per tutti noi. Attraverso l'ascolto attivo ed il dialogo con donne affette da tumore ovarico abbiamo imparato a conoscere i loro bisogni e la loro percezione, che cosa significa per queste donne vivere con un tumore ovarico, ed insieme abbiamo costruito quello che oggi chiamiamo il libro bianco Cambiamo rotta e dal quale poi abbiamo anche costituito o creato il manifesto dei diritti e dei bisogni di donne appunto affette da tumore ovarico. Tante infine le attività concrete che Acto Triveneto mette in campo. Abbiamo messo in piedi qui a Treviso 2 progetti molto importanti: movimento e nutrizione, una ginnastica dolce e la nutrizione, perché è molto importante sapere anche cosa mangiare durante la chemioterapia, perché anche questo ci aiuta.